Benvenuti alla lezione numero 5 della sezione improvvisazione. E allora ritorniamo alla nostra pagina 92, argomento approccio diatonico inferiore. Abbiamo analizzati nella lezione precedente i numeri 5 e 6, adesso vediamo la sezione al numero 7. E quindi proviamo sul giro di Do. Quindi mentre abbiamo fissato le note di ancoraggio di un accordo con le relative note dell'approccio diatonico inferiore, adesso proviamo a muoverci su vari accordi. Progressione solita, Do maggiore, così stiamo tranquilli, il primo giro, il giro di Do, quindi primo, sesto, secondo, quinto. Ripetiamo gli accordi: Do maggiore, La minore, se leggete anche sul pentagramma, Re minore e Sol. E allora, note, la mano sinistra minime, anche perché così con le minime noi su 4 accenti non abbiamo le crome, e quindi su 4 accenti sono di semiminima, quindi il primo e il terzo sono quelli più forti, dove va a cadere l'accordo, il secondo e il quarto sono quelli deboli, per l'alternanza degli accenti forti deboli, e quindi la nota di approccio va sul quarto che è debole. Allora c'è una dissonanza leggera, mi correggo, c'è una leggera tensione, non dissonanza, perché la nota non fa parte dell'accordo, però fa parte della scala. E allora stabiliamo 4 note, seguiamo prima sul rigo, quindi abbiamo Mi sul Do maggiore, La sul La minore, Fa sul Re minore e Si sul Sol maggiore, per concludere con Sol sul Do maggiore. Allora innanzitutto intoniamole: Mi, La, Fa, Si, Sol. E adesso farò precedere l'ancoraggio dalla nota precedente della scala. Quindi prima dell'A parto dal Mi, poi prima dell'A aggiungo il Sol. Poi abbiamo detto Fa, prima del Fa aggiungo il Mi. Prima del Si aggiungo il La. Prima del Sol il Fa. Quindi Mi, Sol, La, Mi, Fa, La, Si, Fa, Sol. Quindi provate anche a intonare quello che avete appena suonato e insieme mentre lo suonate, lo intonate. Adesso, una volta stabilite, adesso voglio allenarmi a prendere le note di ancoraggio, così come gli esercizi precedenti avevano come obiettivo, in modo che poi pensate non solo alla nota di ancoraggio su cui andate all'accordo successivo, ma alla nota che deve precedere, e quindi l'approccio diatonico inferiore. E allora facciamo degli esempi a caso, non descrivo ma suono. Adesso la cosa importante per me era stabilire la nota di arrivo e quindi pensare alla nota precedente che la precede, insomma, immediatamente, e quindi questo approccio. Ecco, quindi vedete varie formule, alcune magari possono essere poi un po' lontane, perché insomma per cambiare si cercano varie soluzioni, però quello che vi invito a fare, oltre a questa pratica, quindi magari anche su altri giri, pure su altri giri che vi stanno pure meglio con la voce, ad esempio il Fa maggiore o il Sol maggiore, quindi un po' distanti da quella del Do, oppure provate a spostarvi di un tono, Re maggiore, eccetera. Però ecco, una volta che non andate sempre solo avanti, quello sì è necessario, però provate anche a fare una selezione, e cioè a un certo punto dici: ma ne voglio scrivere uno io che deve essere quello che mi piace cantare, quello è importantissimo. E quindi, come ho scritto nell'introduzione al paragrafo improvvisare e comporre, ecco, che descrivevo un po', avete letto e leggetelo, allora oltre l'improvvisare l'ordine, perché è casuale, quindi improvvisato, delle note di ancoraggio, e quindi improvvisare anche di conseguenza le note di approccio, che sono in realtà relative alla nota di ancoraggio, quindi una volta improvvisate quelle di ancoraggio, quelle là vengono di conseguenza le note dell'approccio inferiore. Ecco, oltre a fare questo,
dovete pure scriverla questa cosa, la dovete cantare, vi deve piacere. Quindi fate, per esempio, allora cominciamo da Do, diciamo, voglio andare sul Mi acuto sulla minore. Vediamo come fa l'approccio. È larghetto però. Insomma, con la matita comincio a scrivere questa musica. Poi dopo, se dove vado sul Re minore, fa. Quindi mi fa solo sotto. Ma insomma non è che proprio. Non è proprio fluida, ma non mi piace come procede. Allora facciamo come. Re mi, poi La fa parte del Re minore, ho fatto Sol La. Prima del Re. Vediamo. Ma questo è meglio. La prima c'era un salto, allora la scrivete e poi ne scrivete un'altra e poi un'altra ancora, provate a scendere, provate a invertire purché la cantiate e la scrivete, la fissate, poi la fate pure leggendo. Quindi lasciamo al caso il raggiungere la nota che sappiamo essere sicuramente consonante, quella della triade, e quindi i relativi approcci. Tutto funziona, va bene, però può funzionare qualcosa meglio, oppure qualcosa può funzionare peggio, meno meglio, diciamo, no? Più che peggio. E quindi, oltre all'improvvisare, analizzate cercando situazioni, perché iniziate a capire che spostandovi poi oltre l'ottava ci sono dei salti un po' troppo ampli e quindi magari rimanere nell'ambito di una sesta, di una quinta, certo, pure di un'ottava si può fare, per carità. Abbiamo la canzone Domenica Bestiale di Fabio Concato, il cui in Sol maggiore noi abbiamo che da me, e insomma il salto è grande perché abbiamo Re su Sol maggiore, la quinta, sale alla sesta dell'ottava sopra, Mi, Re, Mi, Re, ecco, quindi la canzone prevede un bel salto, che insomma uno l'ha cantata, si è abituato, per carità, funziona tutto, però poi vedetela anche nel contesto, quindi è chiaro che nell'ottava ci stiamo oltre, comincia a diventare una cosa poco cantabile, quindi dobbiamo rapportarci comunque a qualcosa di cantabile, non solo di meccanico e squisitamente automatico, diciamo, sui tasti. Pure sul piano i tasti sono brutti, i salti volevo dire, i salti non è che sono poi così gradevoli, quindi le frasi devono muoversi con una certa linearità e soprattutto intonandola che voi verificate se questa linearità è soddisfacente, è gradevole, deve risultare gradevole. Bene, allora allenatevi sul giro di Do, improvvisando, la parola è questa, improvvisando l'ordine delle note di ancoraggio, ci mettete i successivi approcci diatonici inferiori e provateli anche su altri giri. Bene, anche per questa lezione è tutto, sempre come al solito, buono studio e buona musica. Ciao!